Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi proseguiamo la lettura del libro Frabato il Mago, iniziando appunto il capitolo numero 1. Ieri abbiamo visto insieme la prefazione al libro e un po' della biografia di Franz Bardon, che è l'autore appunto di questo testo. Oggi ci inoltriamo proprio nella lettura del testo vero e proprio, ma prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e sui vari social che gestiamo insieme, il Marietto Veneziano ed io. Bene, continuiamo allora con la lettura di questo entusiasmante libro che fa parte appunto della mia formazione esoterica. Ripeto appunto, si tratta di Frabato il Mago ad opera di Franz Bardon. Capitolo 1. La sovraffollata sala conferenze del circolo era piena d'eccitazione, perché la suspense suscitata nella prima parte del programma aveva causato un'accesa discussione tra le persone del pubblico. Chi è questo Frabato? In fin dei conti quelli che abbiamo visto sono fatti reali, sono solo trucchi e illusioni. Si può credere a ciò che si vede? Un miscuglio di dubbio ed entusiasmo pervadeva la mente di tutti. Il suono di un gong segnalò la fine dell'intervallo. Le file rapidamente si riempirono di nuovo, tutte le conversazioni si calmarono e appena le luci nella sala si abbassarono il sipario lentamente si alzò. L'ambiente del palco non dava affatto l'impressione che un mago stesse per iniziare la sua esibizione, in quanto non si vedevano da nessuna parte gli usuali attrezzi di uno spettacolo di magia. Un grande candeliere di cristallo illuminava il palco, al centro del quale stava un tavolo rotondo coperto da una tovaglia di broccato blu scuro. Il pubblico poteva vedere alla destra del tavolo una poltrona e tutto attorno ad esso 10 sedie piazzate a semicerchio. Frabato entrò con agili grandi passi, salutò il pubblico con un accenno d'inchino. Sebbene lo smoking gli desse un aspetto austero, il suo sorriso amichevole metteva a proprio agio anche coloro che normalmente sarebbero stati alquanto agitati all'idea di esperimenti magici. Appena gli applausi cessarono, Frabato rivolse la parola al pubblico. Signore e signori, vi ho spiegato i fondamentali della suggestione ed autosuggestione durante la prima parte del programma ed avendovi dimostrato quei principi vorrei ora passare ad un argomento diverso. Il magnetismo animale è di grande importanza per l'esistenza stessa del genere umano e dunque non dovrei negarvi l'opportunità di mostrarvene il potere. Ogni cosa in questo mondo è controllata dalle forze elettrica e magnetica. Tuttavia, la facoltà delle sostanze materiali di accumulare e condurre tali forze elettriche e magnetiche varia moltissimo. Questa conoscenza è di grande importanza quando si confezionano amuleti, ma non scenderemo in dettaglio su tale materia al momento. Invece ora spiegherò l'essenza del magnetismo e proverò la sua esistenza con dimostrazioni pratiche. Il magnetismo animale è l'elemento più perfetto della vita. Esso è l'energia vitale e la materia vitale che forma la base di tutta la vita sulla Terra. Questo magnetismo vitale connette la Terra con la zona che circonda la Terra. Questa zona è spesso chiamata mondo astrale o semplicemente l'aldilà. Il magnetismo vitale connette anche le persone l'una con l'altra. Un essere umano irradia un'energia che è puramente animale e la potenza e la purezza di questa energia sono dipendenti dalla volontà della persona, dalle sue caratteristiche e dalla sua maturità mentale. La sua salute dipende da queste tre qualità alternativamente. Questo magnetismo è particolarmente forte in persone che coscientemente addestrano lo spirito e l'anima, che posseggono autocontrollo e che comprendono come padroneggiare il loro destino. Attraverso questa energia vitale essi sono in grado di fortificare i loro pensieri e gli impulsi della loro volontà e conseguentemente di compiere azioni straordinarie. Poiché il magnetismo animale è una forza neutra, può essere usata per propositi sia positivi che negativi. Il detto "si raccoglie ciò che si semina" è un'espressione di legge e giustizia karmica, quindi il vero mago persegue solo fini positivi. Un mago addestrato può curare la gente con molto successo usando il magnetismo vitale e quindi io ho sempre avuto un grande interesse personale in questo fenomeno. Attraverso alcune dimostrazioni intendo mostrarvi altre qualità e forze segrete connesse al magnetismo animale. Per questo proposito occorre che 3 persone del pubblico siano disposte a venire sul palco.
Mentre Frabato attendeva, era possibile udire un mormorio attraverso la sala. Poi, per incoraggiare il pubblico, egli disse con un sorriso: «Non abbiate paura, nessuno sarà ferito, venite semplicemente sul palco». Una bionda attraente si alzò e con esitazione si avvicinò al palco. «Ecco», disse Frabato scherzosamente, «la gente dice sempre che le donne sono il sesso debole, ma questa signora ha provato il contrario a tutti i gentiluomini presenti in questa sala». Il pubblico rise ed immediatamente un giovanotto si affrettò sul palcoscenico seguito da una donna anziana. «Vi sono molto grato per il vostro aiuto», disse Frabato ai volontari. «Ora, se vorrete essere così cortesi, vogliate mettere a mia disposizione uno dei vostri effetti personali sul tavolo per qualche minuto, per favore». La donna bionda fu la prima. Ella mise sul tavolo il suo orologio da polso d'argento. Il giovanotto, una sorta di bonaccione, mise il suo portafoglio accanto all'orologio. Dopo un sorriso di incoraggiamento di Frabato, l'anziana donna si tolse la collana e l'aggiunse ai due oggetti sul tavolo. «Per iniziare», disse Frabato indirizzandosi nuovamente al pubblico, «vi darò una breve dimostrazione di psicometria. Questo vi proverà che ogni essere umano lascia tracce della sua essenza su quegli oggetti che sono stati in contatto con il suo corpo. L'età dell'oggetto non è importante. Anche se un oggetto fosse vecchio di migliaia di anni, ogni cosa impressa su di esso sarà rivelata ai miei occhi chiaroveggenti. Con l'aiuto di questi tre oggetti ora vi proverò la validità di questa affermazione». Frabato, avvicinandosi al tavolo, prese l'orologio d'argento e camminò lentamente avanti e indietro per un po', profondamente assorbito in meditazione. Ad un tratto si fermò, mise l'orologio sulla fronte e rimase completamente fermo per qualche momento, con un'espressione distante negli occhi. Poi, come svegliandosi da un sogno, si volse verso la bionda. «Tu sembri dubitare seriamente delle mie abilità, altrimenti non avresti certamente portato sul palco un orologio preso a prestito da tua sorella. Riesco a vedere che tu lo indossi abbastanza frequentemente senza che lei lo sappia, dato che lavora a Berlino. Questo orologio era il regalo di cresima di una zia morta in un incidente ed è questo il motivo per cui tua sorella non lo indossa più. Lei sarebbe sicuramente dispiaciuta se sapesse che tu indossi il suo orologio». Si poteva facilmente vedere l'imbarazzo e la vergogna riflessa sul viso della donna, rendendo chiaro che Frabato aveva visto giusto. Il giovanotto cercò immediatamente di riprendersi il portafoglio dal tavolo. Frabato fu più veloce e lo raccolse soppesandolo accuratamente. «Giovanotto, non sembri avere la coscienza pulita, quindi ne accerterò la causa». Dopo aver studiato da vicino il portafoglio per qualche secondo, egli continuò: «Tu sei ancora giovane, ma sei andato troppo in là nell'illudere due ragazze. La prima, le cui fotografie conservi nel portafoglio, cominciò a donarti il suo affetto solo dopo che tu iniziasti a costruirle castelli di carte nell'aria. La ragazza li considera reali. Oltre a ciò vedo una lettera d'amore ad un'altra fanciulla che hai incontrato recentemente ad un evento e che ha suscitato la tua attenzione con il suo comportamento civettuolo. I tuoi affari privati non mi riguardano, ma ti posso assicurare che non sarai felice con nessuna di queste due donne». Il giovanotto divenne alquanto imbarazzato realizzando di essere stato smascherato. Con un ovvio senso di insicurezza disse: «Non mi piacerebbe viverti accanto, non sentirei al sicuro i miei più intimi pensieri». Frabato mise il portafoglio sul tavolo, poi raccolse la collana e la lasciò scorrere tra le dita mentre la esaminava. «Potrei scrivere un intero romanzo su questo pezzo di gioielleria», disse alla sua proprietaria, «perché reca l'impronta di tempi buoni e cattivi. I suoi primi proprietari erano dei ricchi aristocratici francesi che furono ghigliottinati durante la Rivoluzione. Questa collana ha portato ai suoi proprietari una certa misura di sfortuna. Dopo che tuo marito fu ucciso durante la Grande Guerra, hai vissuto con una piccola pensione militare per moltissimo tempo. Io vedo che hai portato la collana al Monte dei Pegni 2 volte, ma hai sempre fatto in modo di riprenderla». Frabato restò in silenzio ora perché la donna iniziò a piangere. Il pubblico sedeva fermo e silenzioso dopo aver sentito questo pesante conto del destino. Frabato rimise la collana sul tavolo e si rivolse nuovamente al pubblico. «Signori e signori, come vi ho appena provato, ogni oggetto porta la sua storia con sé. Inoltre avete avuto l'opportunità di convincervi delle diverse applicazioni della chiaroveggenza». Per questo video è tutto. Continuiamo con la lettura che faremo domani
come vedete la storia è molto interessante, molto entusiasmante. Io vi raccomando, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, di iscrivervi anche al mio canale. Vi aspetto dunque qui ancora per continuare Frabatto il Mago insieme, e vi ricordo che a scriverlo è stato Franz Bardon. A presto dunque e alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.